Legalità, trasparenza e pluralità, queste le parole d'ordine del movimento dei poliziotti democratici e riformisti riuniti ieri nel parco letterario di Piazzale Caos ad Agrigento per il primo convegno provinciale. Tema dell'incontro: ripartiamo dal movimento. Quel movimento, dichiara il segretario generale nazionale Antonino Alletto, che si propone di diventare contenitore di una politica sindacale concreta e libera, vicina alle esigenze di ogni iscritto e scevra da interessi di natura personale, dove idee e progetti potranno trovare voce e confronto sia all'interno che all'esterno. Oggi siamo ad Agrigento per inaugurare il nuovo movimento dei poliziotti democratici e riformisti. Dopo il successo che abbiamo avuto a Palermo con una grande assemblea sindacale dove hanno partecipato oltre 500 colleghi, anche Agrigento ha risposto al nuovo movimento. Serve qualcosa di diverso in questa provincia per i poliziotti esposti in prima linea a difesa appunto dei cittadini, in questo momento dove c'è una tensione particolare sulla sicurezza ma pochi fondi per sostenerla. Noi riteniamo di avere un programma idoneo da portare al governo, su cui discutere alcuni punti per poi riformare effettivamente una polizia di Stato più efficiente. Presenti alla riunione tutti gli organismi statutari del movimento Poliziotti Democratici e Riformisti di Agrigento, delegazioni provenienti dalle questure di tutta la Sicilia e il segretario nazionale Vittorio Costantini. Il movimento dei poliziotti, tra i tanti obiettivi, c'è quello di rilanciare una vera e propria rivendicazione a favore della categoria. Da 6 anni il contratto di lavoro bloccato. È inaccettabile che anche con il documento di economia e finanza del 2015 non sia stato previsto nessun accostamento di somme per il comparto sicurezza e difesa, così come non è più possibile accettare il blocco del turnover sul fronte delle assunzioni. Vorremmo ricordare che siamo al di sotto, solo come Polizia di Stato, di 20.000 unità dell'organico complessivo ai vari livelli, da agenti a sovrintendenti a ispettori, e se questo dovesse essere l'andazzo per i prossimi 10 anni potremmo avere un'ulteriore riduzione dell'organico di 15.000 uomini, tutto ciò a discapito della sicurezza dei cittadini, per cui se veramente si vuole dare una risposta seria su tutti i fronti che riguardano la sicurezza si ha necessità di investimenti. Sulla sicurezza nessuno può pensare di risparmiare.